Oi là, ciao a tutti ragazzi. Allora in questo video vi facciamo vedere quello che siamo andati a comprare per piantare poi all'interno dell'orto. E allora abbiamo speso 70 euro. Gli anni scorsi solitamente prendevamo un po' separate in base ai giorni in cui le seminavamo. Quest'anno invece le abbiamo prese tutte insieme, quindi insomma è venuta abbastanza una spesa grande insomma per quello che è le piantine di verdura. Allora abbiamo preso queste che sono delle zucchine, vedete, zucchine, poi questi qui che sono melanzane e pomodori, di cui pomodori ne abbiamo presi di diversi tipi, per esempio il cuore di bue, cuore dolce, Com'è che si chiamano, Luca, gli altri? ciliegini, quelli vabbè insomma i pomodorini piccoli. Poi abbiamo preso, eccoli, li vedete tutti qui i pomodori, vedete quanti pomodori. Poi abbiamo preso questi che sono dei peperoni, poi i citrioli, e di solito non ci piacciono molto i citrioli. Poi c'è il prezzemolo e i peperoncini. Allora il peperoncino è abbastanza buono, mi piace. L'unica cosa è che l'anno scorso mio fratello ha preso quello troppo piccante, che è il 7, adesso non mi ricordo, vabbè vi metto l'immagine qui. E allora quest'anno abbiamo optato per un grado di piccantezza 2, non so se riuscite a vederlo lì. E l'anno scorso era 7, ma era veramente una cosa proprio fuori dal normale, non ci stava. Eccolo lì il mio fratello, quello che ha preso i peperoncini l'anno scorso. Poi questi qui invece sono dei fagiolini, ma di tutte queste piante che vi ho fatto vedere ovviamente ne abbiamo altre piantine qui sotto. Sempre zucchine, melanzane, peperoni, insomma dai, abbiamo un bel po' da impiantare. Vedrete poi anche il prossimo video dove piantiamo proprio i pomodori. Pronto? Cosa fai? Vieni o no? Vieni dove? Vieni al campo. Ma manca 10 a mezzogiorno. Beh, ma che pronto è mai? Non lo so, prova a sentire la mamma, dai. Adesso sto facendo un video io. Senti la mamma e fammi sapere, ciao. Beh, dai, adesso mi va là nel campo finché non ci avviso, cosa ti dica? Vabbè dai, va allora, ciao. Ok ragazzi, vi ho fatto vedere tutte le piantine e niente, cosa dire. Allora non so se poi effettivamente andremo a risparmiare avendo comprato tutte queste piantine, però almeno siamo sicuri di mangiare cose che produciamo noi, ecco, e sappiamo insomma come le coltiviamo. Va bene, ci vediamo alla prossima puntata.